Adesso sì. Buonasera. Buonasera. Stasera avremo un culto un po' diverso, abbiamo degli ospiti. Per iniziare vorrei condividere con voi un pezzo della lettera di Paolo a Tito, capitolo 3. Sono alcune istruzioni che Paolo ha passato a Tito affinché lui potesse istruire la Chiesa. Vorrei condividere i versi da 1 a 7. Ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati e alle autorità, che siano obbedienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicano male di nessuno, che non siano litigiosi, che siano miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. Perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passione e di piacere, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che l'ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore, affinché, giustificati dalla sua grazia, diventassimo in speranza eredi della vita eterna. Preghiamo per iniziare. Grazie Padre per questo nuovo privilegio di poter offrirti culto, Padre. Che stasera possiamo lodarti veramente dal nostro cuore, non soltanto con delle belle parole, ma soprattutto con le nostre vite, Padre. Che tu possa parlare al nostro cuore e che possiamo uscire di qui stasera diversi. Questo culto è per te, Signore, in nome di tuo Figlio amato Gesù. Amen. Alziamoci in piedi, ragazzi. Allora, chi ha avuto una settimana difficile qua? Io. Solo io? Non è vero. Ah, ok, va bene. Chi ha avuto una settimana che ti ha reso proprio stanco? Anch'io. Sono vecchio, doppio. Ah, va bene, la vostra vita è meravigliosa. Chi ha fatto un sacco di cose questa settimana? Ma va bene. Quindi, adesso è il momento perfetto per ricaricare, per rimettere la vita in ordine, per riempirsi dello Spirito del Signore e per riempire il nostro cuore con la felicità che viene soltanto da Lui. Amen? Forse se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido
canteremo della tua grandezza, Gesù. Quell'eterna grandezza che noi non possiamo capire. Non possiamo capire perché noi viviamo cercando di meritare qualcosa. Ma il tuo amore non prende in considerazione nessun merito. Il Signore ci ha deciso di amarci sapendo molto profondamente di tutti i nostri sbagli. E è questo quello che rende l'amore di Dio così grande. Perché io non so se io sono capace di eternamente amare qualcuno nonostante lo sbaglio, ma Lui è. E Lui è che si è reso per noi. E è per questo che noi siamo qua oggi. Dobbiamo ricordare di questo ogni giorno. Quindi cantiamo della sua grandezza, cantiamo almeno con i nostri cuori centrati su quello, perché noi non meritiamo niente, ma Lui è degno di ogni lode. Grande è il Signore, Lui è degno di ogni lode. La città del nostro Dio è il luogo santo, la gioia della terra. Grande è Signore, in Lui abbiamo la vittoria, da Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostriamo a Lui. Signore, noi vogliamo lodare Te, vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto
canto, Signore. Signore, vogliamo lodare te. Vogliamo ringraziarti per le opere. Regni in terra, Signore, sei Re. Lui è geloso di me, il suo amore è come un uragano, io mi arrendo al vento della sua misericordia. Poi all'improvviso non vedo più le mie afflizioni, vedo la sua gloria e vedo quanto meraviglioso egli è e quanto egli mi vuole. Oh, egli mi amò. Oh, egli mi ama. Egli mi amò.
Potete sedervi. Adesso passiamo alla predica. Prova. Buonasera a tutti. Ci siamo? Sì? Posso ricevere un buonasera da parte vostra? Ottimo, mi fa molto piacere. Allora, come anticipato prima da giugno, avremo un culto un po' particolare perché abbiamo un ospite. Abbiamo anzi 2 ospiti che invito caldamente qua davanti, Pastor Fabio, Pastor Vander, se potete venire. Pastor Fabio è qua in Italia da più di 25 anni, credo, 23, quasi 25, pastore di una chiesa a Roma, abbiamo già avuto molto a che fare con lui, noi a livello di chiesa, ha già lavorato con noi, ha già lavorato con la chiesa di Mantova, ha già lavorato un bel po' qua in Italia, sempre della giunta missionaria come Pastor Caio. Oggi ci farà il piacere di tradurre Pastor Vander, che viene dal Brasile, e anzi ti chiedo direttamente se lo puoi introdurre te, perciò ti lascio un microfono e lascio a lui l'altro. Buonasera. Allora, per chi non c'era ieri abbiamo fatto la presentazione del pastore Vander. Pastor Vander è il pastore senior della prima chiesa battista di un quartiere di Rio che si chiama Recreio dos Bandeirantes. È una chiesa, lui ha iniziato praticamente la chiesa è partita con lui che avevano circa 14 persone e oggi è una chiesa con circa 10.000 persone lì a Rio, una chiesa che cresce in espansione. Però lui non è la prima volta che viene in Italia. In questa chiesa a Treviso la prima volta è venuto nel 2008. Credo che la maggior parte di voi non c'eravate neanche nel 2008, no? Però viene in Italia già ormai da più di 20 anni. Ha seguito il mio ministero a Mantova, poi anche in altre parti. Ringrazio il pastore Caio che ci ha dato la possibilità di essere qui, essere stati qui ieri, oggi e anche domani mattina. Pastore Caio che ci conosciamo ormai da 30 anni, vero pastore? Anche Pastor Sandro ci conosciamo da quasi lo stesso periodo, circa 30 anni, no? Ho detto ieri, non è che siamo vecchi, è perché eravamo ragazzini quando ci siamo. Io ero un bambino, appena iniziato a parlare, loro erano già un po' grandicelli, però ci conosciamo già da una vita, diciamo così. Ecco, detto questo, siamo accompagnati io da mia moglie, che è là dietro, dalla mia bambina più piccola, abbiamo 3 figlie, lei è la più piccolina, e Pastor Vander dalla moglie e dal figlio Gabriel. Boa noite. Buonasera. Eu quero agradecer a Deus o privilégio de estar com vocês hoje à noite. Io ringrazio Dio il privilegio di essere con voi stasera. Eu amo falar para jovens. Io amo parlare ai giovani. Eu comecei o meu ministério falando e pregando para pessoas jovens como vocês. Io ho iniziato il mio ministero parlando e predicando ai giovani come voi. E naquela época eu também era um jovem. E in quel periodo anch'io ero giovane. E foi um tempo maravilhoso na minha vida. Ed è stato un tempo meraviglioso nella mia vita. A Bíblia diz uma coisa muito importante sobre o jovem. La Bibbia dice una cosa molto importante sui giovani. Que o jovem tem a força. Che il giovane ha la forza. Guarda isso no teu coração. Serba questo nel tuo cuore. Deus tem dado uma força a cada um de vocês aqui. Dio ha dato una forza a ciascuno di voi che è qui. A coisa mais importante é você saber para que você tem essa força. La cosa più importante è sapere perché hai questa forza. Há jovens que não sabem porque são fortes. Ci sono dei giovani che non sanno perché sono forti. E às vezes eles usam a força deles para outras coisas. E a volte usano la loro forza per altre cose. Mas vocês têm uma força para que possam glorificar a Deus. Ma voi avete una forza per glorificare Dio. Deixa eu perguntar aqui, quantos jovens que estão aqui que amam a Deus? E lasciatemi fare una domanda. Quanti di voi che siete qui che amate Dio? Levante a sua mão. Alzate le vostre mani. Eu vou perguntar de novo, quantos jovens aqui amam a Deus? Io farò di nuovo la domanda. Quanti di voi amate Dio? Mas quantos amam muito a Deus? Ma quanti di voi amate molto Dio?
Dio. Então levanta as duas mãos. Quindi alzate entrambe le mani. Muito bem, glória Molto a Deus. Você bene. pode aplaudir ao Quindi Senhor. adesso puoi applaudire il Signore. Há muitas histórias sobre juventude na Bíblia. Ci sono molte storie sulla gioventù nella Bibbia. Houve um homem que escreveu muito sobre a juventude chamado Salomão. C'è stato un uomo che ha scritto molto sulla gioventù che si chiamava Salomone. O livro de Eclesiastes fala muito sobre a juventude. Il libro dell'Ecclesiaste parla molto della gioventù, Mas eu quero nessa tarde com vocês usar a história de um personagem. ma in questo pomeriggio voglio usare con voi la storia di un personaggio. Quem conhece a Bíblia já ouviu falar dele, já leu sobre a vida Chi dele. conosce la Bibbia ha già sentito parlare di lui, ha già letto su di lui E eu espero que o Espírito Santo fale com o nosso coração hoje. e io spero che lo Spirito Santo possa parlare ai nostri cuori oggi. Eu estou me referindo a Daniel. Io mi riferisco a Daniele. Você tem uma Bíblia no seu telefone? Tu hai una Bibbia nel tuo smartphone? Eu sei que vocês nem mais têm Bíblia assim como eu impressa. Io so che molti di voi non avete più la Bibbia così. A Bíblia está dentro do telefone, não La é? Bibbia è dentro al telefono, vero? Todos têm aplicativo da Bíblia? Tutti voi avete l'applicativo della Bibbia? Então L'app nós della vamos ler Bibbia? o primeiro capítulo do livro de Daniel. Quindi leggeremo il primo capitolo del libro di Daniele. Pastor Fábio vai fazer a leitura do capítulo 1 inteiro. Pastore Fabio farà la lettura del capitolo 1. Eu quero convidar vocês a ficarem em pé. Io voglio invitarvi a stare in piedi. Daniele capitolo 1, dice così la parola del Signore. Il terzo anno del regno di Joachim, re di Giuda, Nabucodonosor, re di Babilonia, marciò contro Gerusalemme e l'assediò. Il Signore gli diede nelle mani Joachim, re di Giuda, e una parte degli arredi della casa di Dio. Nabucodonosor portò gli arredi nel paese di Shinear, nella casa del suo Dio, e li mise nella casa del tesoro del suo Dio. Il re disse a Aspenaz, capo dei suoi eunuchi, di condurgli dei figli di Israele di stirpe reale o di famiglie nobili. Dovevano essere ragazzi senza difetti fisici, di bell'aspetto, dotati di ogni sapienza, istruiti e intelligenti, capaci di stare nel palazzo reale per apprendere la scrittura e la lingua dei Caldei. Il re assediò loro il re assegnò loro una razione giornaliera dei cibi della sua tavola e dei vini che egli beveva, e ordinò di istruirli per 3 anni, dopo i quali sarebbero passati al servizio del re. Tra di loro c'erano dei figli di Giuda, Daniele, Anania, Misael e Azaria. Il capo degli eunuco diede loro altri nomi. A Daniele pose nome Baltazzar, ad Anania Sadrach, a Misael Mesach e ad Azaria Abednego. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Dio fece trovare a Daniele grazia e compassione presso il capo degli eunuchi. Questi disse a Daniele: io temo il re, mio signore, che ha stabilito quello che dovevo mangiare e bere. Se li vedesse le vostre facce più magre di quelle dei giovani della vostra età, voi mettereste in pericolo la mia testa presso il re. Allora Daniele disse al maggiordomo, al quale il capo degli eunuchi aveva affidato la cura di Daniele, di Anania, di Misael e di Azaria: ti prego, metti i tuoi servi alla tavola per 10 giorni, dacci alla prova per 10 giorni, dacci da mangiare legumi e da bere acqua. In seguito confronterai il nostro aspetto con quello dei giovani che mangeranno i cibi del re e ti regolerai su ciò che dovrai fare. Il maggiordomo accordò loro quanto domandavano e li mise alla prova per 10 giorni.
Alla fine dei 10 giorni, essi avevano miglior aspetto ed erano più prosperosi di tutti i giovani che avevano mangiato i cibi del re. Così il maggiordomo portò via il cibo e il vino che erano loro destinati e diede loro legumi. A questi 4 giovani Dio diede di conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni sapienza. Daniele aveva il dono di interpretare ogni specie di visioni e di sogni. Giunto il momento della loro presentazione, il capo degli eunuchi condusse i giovani da Nabucodonosor. Il re parlò con loro, ma fra tutti quei giovani non se ne trovò nessuno che fosse pari a Daniele, Anania, Misael e Azzaria, i quali furono ammessi al servizio del re. Su tutti i punti che richiedevano saggezza e intelletto, sui quali il re li interrogasse, li trovava 10 volte superiori a tutti i maggi e astrologi che erano in tutto il suo regno. Daniele continuò così fino al primo anno del re Ciro. Amém. Amen. Podem sentar. Potete accomodarvi. Meus amigos, isso aqui é fantástico. Amici miei, questo è fantastico. Essa história é extraordinária. Questa storia è straordinaria. Eu sei que vocês estão buscando uma coisa na vida. Io so che voi state cercando una cosa nella vita. Vocês estão buscando a mesma coisa que os jovens do Brasil lá na minha igreja. Voi state cercando la stessa cosa che i giovani della mia chiesa in Brasile cercano. Aliás, lá no Brasil, hoje também acontece a reunião da juventude da igreja. Un'altra cosa, in Brasile, nello stesso giorno, oggi, avviene la riunione dei giovani nella mia chiesa. E eles estão buscando uma coisa para a sua vida. E loro stanno cercando una cosa per la loro vita. Eles estão buscando sucesso na vida. Loro stanno cercando successo per la loro vita. Eles querem ter uma boa universidade. Loro vogliono avere una buona università. Uma boa escola para aprender. Una buona scuola dove imparare. Depois eles querem ter um bom trabalho. Dopo loro vogliono avere un buon lavoro. E também eles querem ter uma boa família. E quindi vogliono avere anche una buona famiglia. Construir um bom casamento. Costruire un buon matrimonio. E viver neste mundo debaixo da graça de E Deus. vivere in questo mondo sotto la grazia di Dio. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui hoje estão buscando as mesmas coisas. Io sono sicuro che voi che siete qui oggi state cercando le stesse cose. Você quer ter sucesso na sua vida. Voi volete avere successo nella vostra vita. O sucesso é algo muito importante para nós. Il successo è un qualcosa di molto importante A per noi. sociedade olha para nós e espera ver em nós um sucesso. La società ci guarda e aspetta di vedere in noi un successo. Eu nunca conheci um jovem que queria ser um derrotado. Io non ho mai conosciuto un giovane che voleva essere uno sconfitto. Mas eu sempre conheci jovens que buscam o sucesso. Ma io ho sempre conosciuto dei giovani che cercano il successo. Mas chegar ao sucesso não é fácil. Ma arrivare al successo non è facile. É muito difícil. È molto difficile. É preciso ter muita luta. C'è bisogno di combattere. Alcançar o topo da montanha. Raggiungere al cima alla montagna. Alcançar o lugar mais alto. Raggiungere il luogo più alto. Então você pode olhar para esse texto. E quindi tu puoi guardare questo testo E você vai encontrar 4 jovens de sucesso. e tu troverai in questo testo 4 giovani di successo. Daniel, Daniele, Ananias, Anania, Misael Misael e Azarias. e Azzaria. Mas quando eles chegam lá na Babilônia, mudaram seus nomes. Ma quando loro sono arrivati in Babilonia hanno cambiato i loro nomi. Eu vou contar essa história para vocês. Io vi racconterò questa storia. Eu não sei se você prestou atenção, mas Deus permitiu que os babilônicos invadissem Jerusalém. Io non so se voi vi siete accorti, ma Dio ha permesso che i babilonesi invadessero Gerusalemme. Eles sitiaram a cidade. Loro hanno circondato la città. Eles destruíram muitas coisas na cidade. Loro hanno distrutto molte cose in quella città. Mas eles também levaram pessoas presas. E loro hanno portato delle persone di quella città in cattività. Levaram prisioneiros jovens. Hanno portato dei prigionieri che erano giovani. Veja a situação que estavam esses 4 jovens judeus. Vedete in quale situazione si trovavano questi 4 giovani giudei. Eu queria que você imaginasse comigo esta situação. Io vorrei che tu immaginassi insieme a me la situazione. Eles perderam sua casa. Loro hanno perso la loro casa. Eles perderam sua família. Loro hanno perso la loro
loro famiglia. Eles perderam a sua língua. Loro hanno perso la loro lingua. Eles perderam a sua cultura. Loro hanno perso la loro cultura. E eles agora são levados para a E Babilônia. adesso loro sono stati deportati in Babilonia. Quando você olha para essa situação, Quando você tu- acha que eles estão derrotados. Quando tu guardi questa situazione tu pensi, loro sono sconfitti. Como é que jovens podem ser vitoriosos sendo escravos? Come dei giovani possono essere vittoriosi essendo schiavi? Mas há um detalhe muito importante aqui nessa Ma história. c'è un fatto molto importante in questa storia. A Bíblia diz que o Senhor permitiu. La Bibbia dice che il Signore ha permesso. Houve um propósito de Deus nessa situação. C'è stato un proposito di Dio in questa situazione. Às vezes nós passamos situações difíceis porque Deus deixa. A volte noi passiamo per delle situazioni difficili perché Dio le permette. E você pergunta, mas pastor, por que Deus deixou eu passar uma situação E difícil? tu chiedi, ma pastore, perché Dio mi ha permesso di attraversare una situazione difficile? Porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Perché Lui ci vuole insegnare qualcosa. E Ele queria ensinar alguma coisa a Daniel E Lui voleva insegnare qualcosa a Daniele e a todos os seus amigos. e a tutti i suoi amici. E eles foram levados escravos para a Babilônia. E loro sono stati deportati e resi schiavi in Babilonia. Eles perderam tudo na sua vida. Loro hanno perso ogni cosa nella loro Eles não vita. puderam levar uma mala de roupas. Loro non hanno potuto portare una valigetta con dei vestiti dentro. Eles estavam longe dos seus pais, da sua família. Loro si trovavano lontani dai propri genitori, dalla propria famiglia. E eles agora estão no meio do cativeiro. E adesso loro si trovavano in cattività. Mas agora o rei Nabucodonosor pede algo muito interessante. E quindi il re Nabucodonosor gli chiede una cosa molto importante. Quando eu olho para o pedido de Nabucodonosor, eu me lembro do mundo hoje. Quando io penso alla richiesta di Nabucodonosor, io mi ricordo del mondo di oggi. Procurem jovens bonitos, Cercate dei giovani di bell'aspetto, inteligentes, intelligenti, que possam servir no palácio como escravos. che possono servire nel palazzo come schiavi. Vejam como o mundo faz hoje. Vedete come il mondo fa oggi. Nós estamos numa geração absolutamente estética. Noi ci troviamo in mezzo ad una generazione assolutamente estetica. A estética é importante. L'estetica è importante. Ninguém gosta daquilo que é feio. A nessuno piace quello che è brutto. Mas a geração que nós estamos vivendo, Ma la generazione che stiamo vivendo ela cancela pessoas. cancella le persone. Ela cancela pessoas feias. Cancella le persone meno belle. Ela cancela pessoas que não são inteligentes. Cancella le persone che non sono intelligenti. Ela discrimina. Discrimina. Há muitas profissões Ci sono molte que professioni pessoas que não são bonitas não são contratadas. dove persone che non hanno un bel aspetto non possono essere contrattate. É impressionante como que essa história de Nabucodonosor parece com os dias de hoje. È impressionante come questa storia di Nabucodonosor si somiglia alla società di oggi. E agora o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, E quindi il re Nabucodonosor, il re di Babilonia, ele quer jovens que sirvam a ele no palácio. vuole giovani che li servano nel palazzo. E o seu servo foi escolher quatro. Agora não bastasse tudo que eles haviam perdido, E ora non bastasse tutto ciò che loro avevano perso, eles perderam o seu nome. loro hanno perso il loro nome. Eles trocaram o nome deles. Loro hanno modificato il loro nome. Daniel era Belsazar. Daniele adesso è Belsazar. Os outros eram agora Sadraque, Mesaque e E Abidnego. gli altri si chiamavano ora Sadrach, Mesach e Abednego. Nomes daquela terra. Nomi di quella terra. Você imaginou você perder a sua identidade? Allora, hai mai immaginato di perdere la tua identità? O nosso nome fala de nós. Il nostro nome parla di noi. Todos nós gostamos do nosso nome. A noi piace il nostro nome. A maioria dos jovens que eu conheci gostam do seu nome. La maggior parte dei giovani che io ho conosciuto piace il proprio nome. Mas vejam como eles tiraram tudo daqueles Ma jovens. guardate come loro hanno spogliato quei giovani di ogni cosa. Eles tiraram a cultura, Loro hanno portato la Eles- loro cultura, tiraram a família, hanno portato via la loro famiglia, tiraram as suas hanno roupas, portato via i loro vestiti, tiraram a honra, li hanno disonorati, transformaram eles em escravos li hanno trasformati in degli e schiavi tiraram a identidade. e hanno tolto anche la loro identità. Guarda isso no seu coração. Serba questo nel tuo cuore. O mundo hoje quer tirar a sua Il identidade. mondo oggi vuole togliere la tua identità, Ele quer tirar quem você é. vuole togliere ciò che sei. Ele diz que você não sabe quem você é. Il mondo dice che tu non sai quello che sei, Que você tem que tomar uma decisão em quem você vai ser. che tu devi prendere una
decisione di ciò che sarai. Até a tua sexualidade é colocada em dúvida. Addirittura anche la tua sessualità viene messa in discussione. Quem é você? Chi sei tu? Então o mundo coloca a nossa vida em xeque. E quindi il mondo mette in discussione la nostra vita intera. Quem somos nós? Chi siamo noi? Quem somos nós? Chi siamo noi? Qual é o meu nome? Qual è il mio nome? E naquele momento, Daniel e seus amigos foram questionados. E in quel momento Daniele e i suoi amici sono stati messi su inchiesta. Eles tiraram tudo deles. Hanno portato via tutto da loro. Mas agora começa a aparecer Daniel, um jovem que tem sucesso diante Ma de Deus. adesso inizia ad apparire, a presentarsi un giovane Daniele che ha successo davanti a Dio. Mas deixa eu fazer uma diferença aqui. Ma lasciami fare una differenza qui. Há uma pessoa, há jovens que podem fazer sucesso diante dos homens, Ci sono dei giovani che possono avere successo davanti agli uomini, diante da sociedade. davanti alla società. A sociedade tem uma expectativa. La società ha un'aspettativa, Mas você pode fazer sucesso diante de Deus. ma tu puoi fare successo davanti a Dio. Você quer fazer sucesso diante de quem? Tu vuoi fare successo davanti a chi? Seria muito bom que pudéssemos fazer sucesso diante de Deus e do mundo. Sarebbe molto buono se potessimo avere successo davanti a Dio e davanti al mondo. Mas muitas vezes isso não é Ma possível. nella maggior parte delle volte questo non è possibile. Muitas vezes você vai ter que tomar uma decisão. Nella maggior parte delle volte tu dovrai prendere una decisione. Olhe para mim. Guardatemi, A decisão importante. la decisione A importante. quem eu quero agradar. A chi io voglio compiacere. A quem eu quero agradar. A chi io voglio compiacere. Eu quero agradar a expectativa das pessoas. Io voglio compiacere le aspettative delle persone. Eu quero agradar a expectativa da sociedade. Io voglio compiacere le aspettative della società. Ou eu quero agradar a expectativa de O Deus. io voglio compiacere le aspettative di Dio. Quando nós somos crentes, Quando noi siamo credenti, o dia que nós nos convertemos, il giorno in cui ci siamo o convertiti, dia que o Espírito Santo entrou em il nós, giorno in cui lo Spirito Santo è entrato in noi, nós aprendemos uma coisa pela palavra. noi impariamo una cosa dalla parola, Que nós precisamos agradar primeiro a Deus. che noi dobbiamo compiacere e piacere prima a Dio. Mais vale obedecer a Deus do que aos È homens. più importante piacere Dio che agli uomini. Muitas pessoas perdem a sua identidade Molte persone perdono la propria identità porque elas querem agradar os outros. perché vogliono compiacere gli altri. Isto é o problema muitas vezes de autoestima, E questo è un problema molte volte di autostima, de autoimagem. di autoimmagine. Isso é um problema psicológico. Questo è un problema psicologico. Eu trabalhei muitos anos na universidade com psicologia. Io ho lavorato durante molti anni in un'università come psicologo. E eu fui procurado por muitos jovens na Io universidade. sono stato ricercato da molti giovani in quell'università E muitos tinham problemas de e identidade. molti di loro avevano dei problemi di identità E traziam de dentro das suas casas. che portava questi problemi da lì dentro delle proprie famiglie. E eu observava um conflito no coração deles. E io osservavo un conflitto nel loro cuore. Eles precisavam e queriam agradar ao mundo, Loro avevano bisogno di compiacere il mondo, agradar as pessoas. di compiacere le persone. Deixa eu dizer uma coisa a você. Lasciami dirti una cosa, Guarda no teu coração. serba nel tuo cuore. A coisa mais importante para um cristão La cosa più importante per un cristiano é agradar a Deus. è compiacere Dio, É cumprir a palavra de è Deus. compiere la parola di Dio, É olhar para aquilo que Deus disse a è você. guardare ciò che Dio ti ha detto. Quando nós conhecemos a Deus, Quando noi conosciamo Dio, nós começamos a entrar em ordem com a nossa identidade. noi cominciamo ad ordinare la nostra identità. Quando Deus diz eu sou, Quando Dio dice io sono e você conhece esse eu sou, e tu conosci questo io sono, quando você tem uma experiência com Deus, quando tu hai un'esperienza con Dio, a Bíblia diz que ele faz uma reconciliação em nós. la Bibbia dice che Dio fa una riconciliazione in noi. Isto é, ele coloca em ordem a nossa mente. Quindi Dio mette in ordine la nostra mente. Ele coloca em ordem as nossas Lui emoções. mette in ordine le nostre emozioni. Eu tenho conhecido muitos jovens perturbados emocionalmente. Io conosco molti giovani disturbati emozionalmente, Que perderam a sua emotivamente, identidade. che hanno perso la loro identità. Não perderam só seus nomes. Non hanno perso soltanto i loro nomi. Eles não sabem quem vão agradar. Loro non sanno a chi dovranno compiacere. Você sabia que
aumentou sensivelmente no mundo o número de suicídios de jovens? Tu sapevi che è aumentato il numero dei suicidi tra i giovani? Jovens entrando em depressão? Giovani entrando in depressione? Jovens que não saem do quarto? Giovani che non escono dalla propria camera da letto? Alguns estão viciados em jogos. Alcuni che sono dipendenti dai videogiochi? Eles não têm contatos com seus pais. Non hanno dei rapporti con i propri genitori? Isso está acontecendo na Itália, no Brasil, no Japão. Questo sta succedendo in Italia, in Brasile, in Giappone. Isso está acontecendo na Rússia, na China. Questo sta succedendo in Russia, in Cina. Nós temos uma geração que está desesperada sem Deus. Noi abbiamo una generazione che è disperata e senza Dio. Pessoas que ligam a internet para se maltratar. Persone che accendono l'internet e guardano l'internet per farsi del male. Elas destroem o seu próprio corpo. Loro distruggono il loro proprio corpo. Elas não conseguem amar a elas mesmas. Loro non riescono ad amare loro stesse. Então nós temos uma crise de identidade no mundo. E quindi noi abbiamo una crisi di identità nel mondo. Nós temos uma quantidade enorme de jovens em desespero. Noi abbiamo una quantità enorme di giovani in disperazione. Adolescentes que estão perdendo o seu rumo na vida. Adolescenti che non sanno dove andare nella propria vita. Mas eu estou aqui hoje para falar a você. Ma io stasera sono qui per dirti. Eu sei que você tem ouvido a palavra de Deus. Io so che tu hai sentito la parola di Dio. A cada sábado no seu culto jovem aqui. Ad ogni sabato nel tuo culto giovane qui. Ou na sua igreja aos domingos. O nella tua chiesa le domeniche. Eu sei que o seu pastor tem pregado. Io so che il tuo pastore sta predicando questo. Mas eu quero dizer a você que Deus coloca a tua mente em ordem. Ma io voglio dirti che Dio mette in ordine la tua mente. Ele pode esclarecer a tua mente. Lui può portare chiarezza alla tua mente. Eu não quero agora que você acredite em mim. Io non voglio che tu creda a me. Mas eu quero que você faça um desafio. Ma io voglio che tu faccia una sfida. Se aquilo que o pregador está dizendo é verdade. Se ciò che il predicatore sta dicendo è vero. Senhor, mostra-me a verdade. Signore, mostra che è vero. A tua palavra diz que Jesus é a verdade. La tua parola dice che Gesù è la verità. Mostra-me a verdade. Fammi vedere la verità. O mundo hoje vive um relativismo. Il mondo oggi vive un relativismo. Nada é verdade. Nulla è verità. Será que é? Será que não é? Sarà che è o non è. Em muitas universidades do mundo, In molte università al mondo, as coisas são levadas para a dúvida. le cose vengono portate al dubbio. Você vai olhar nesse texto que Daniel é um homem muito inteligente. Tu guarderai questo testo e vedrai che Daniele è un uomo molto intelligente. Mas ele agora faz uma coisa importante. Ma adesso lui fa una cosa importante. Eu quero basear minha palavra na história de Daniel. Io voglio basare la mia parola sulla storia di Daniele. De Sadraque, Mesaque e Di Abednego. Sadrach, di Mesach e di Abednego. Os seus amigos que estavam na I Babilônia. suoi amici che si trovavano in Babilonia. Daniel tomou uma decisão. Daniele ha preso una decisione. Ele quis fazer uma escolha. Lui doveva fare una scelta. Ele era muito jovem. Lui era molto A giovane. escolha vai estar sempre diante de você. La scelta sarà sempre davanti a te. Você tem que escolher todo dia. Tu devi scegliere, fare delle scelte tutti i giorni. E há uma coisa interessante sobre a escolha. E c'è una cosa molto interessante riguardo alla scelta. Guarda no teu coração para sempre. Serba nel tuo cuore per sempre. As principais escolhas da vida Le principali scelte della vita são tomadas na juventude. sono prese durante la gioventù. São tomadas quando nós ainda não temos muita experiência. Sono prese quando noi non abbiamo tanta esperienza. A escolha da sua universidade, La scelta di quale università que frequentare, vai levar você a uma vida profissional. che ti condurrà ad una vita professionale. A escolha por uma pessoa, por um casamento. La scelta per una persona, per un matrimonio. Até a escolha da sua fé. Anche la scelta della tua fede. A maior faixa etária de conversão no mundo La maggior fascia etaria di conversione al mondo é a faixa etária da juventude e è la adolescência. fascia dell'età della gioventù e dell'adolescenza. Então você todo dia é levado a escolher. Quindi ad ogni giorno tu devi scegliere. E deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. E quindi lasciami dirvi una cosa. Quando nós tomamos algumas decisões erradas, Quando prendiamo delle decisioni sbagliate, há decisões na vida que nós podemos
podemos corrigir. Ci sono delle decisioni nella vita che noi possiamo correggere. Há decisões que eu me arrependo e volto atrás. Ci sono delle decisioni nella vita di cui mi pento e torno indietro. Mas há decisões que vão marcar as nossas vidas para Ma sempre. ci sono delle decisioni che segneranno la nostra vita per sempre. Algumas decisões que vocês tomarem hoje Alcune decisioni che voi prenderete oggi vão ter efeitos até você morrer. avranno degli effetti fino alla tua morte. Às vezes não dá tempo de você corrigir. A volte non abbiamo tempo per correggere. Então há decisões que eu posso corrigir, E quindi ci sono delle decisioni che io posso correggere, mas há decisões que eu não posso ma ci corrigir. sono delle decisioni che io non posso correggere. Qual foi a decisão que Daniel tomou? Qual è stata la decisione che Daniele ha preso? Ele está na cultura babilônica, Lui si trova nella cultura babilonese, era uma cultura muito liberal, era una cultura molto liberale, era uma cultura de muita idolatria, era una cultura di molta idolatria, e ele agora toma uma decisão de ficar do lado de Deus. e lui ora prende la decisione di restare al fianco di Dio. Quando ele diz aqui, Quando lui dice qui, ele chama o empregado do rei, lui chiama l'impiegato del re e ele diz: eu não quero comer a comida do rei. e lui dice io non voglio mangiare i cibi del re. Mas o rei mandou que eles dessem a comida para ele. Ma il re ha comandato che voi dovete mangiare di questo cibo. Ele diz: eu não quero essa comida. E lui dice ma io non voglio Eu questo quero um cibo. outro tipo de Io comida. voglio un altro tipo di cibo. Eu quero uma comida mais natural. Io voglio un cibo più naturale. Aqui está uma dieta na Bíblia. E questa è una dieta nella Eu Bibbia. não sei se você imaginou que na Bíblia tivesse uma dieta. Io non so se tu hai mai immaginato che sulla Bibbia ci fosse una dieta. E Daniel escolheu comer legumes e tomar água. E Daniele ha scelto di mangiare legumi e bere acqua. Mas o que isto significava? Ma che cosa questo significava? Será que era só uma dieta de alimento? Ma era soltanto una dieta alimentare? Não. No, Havia uma realidade. c'era una realtà. Por que Daniel estava rejeitando a comida do rei? Perché Daniele stava rifiutando il cibo del re? Porque toda a comida do palácio real era consagrada a deuses. Perché a ogni cibo del palazzo reale era consacrato agli dei. Aquela comida era consagrada aos deuses da Babilônia. Quel cibo era consacrato agli dei della Babilonia. Daniel então entendeu que não podia comer aquela comida. Daniele quindi ha compreso, ha capito che non poteva cibarsi di quel cibo. Quando ele comia uma comida sacrificada aos ídolos, Quando lui mangiava un cibo sacrificato agli dei, é como se ele compactuasse com aquele è ídolo. come se lui fosse in accordo con quell'idolo. Ele concordava com aquele È ídolo. come se lui fosse connivente con Ou quell'idolo. como se ele acreditasse O naquele come se ídolo. lui credesse a quell'idolo. Então o que está aqui não é apenas uma dieta física, E quindi quello che sta qui non è soltanto una dieta fisica, é uma dieta è espiritual. anche una dieta spirituale. Ele fez uma escolha, Lui ha fatto una scelta. como você tem que fazer uma Come escolha, tu devi fare una scelta. como você faz uma escolha todo dia. Come tu fai delle scelte ogni giorno. Ou você vai aceitar as coisas de Deus, O tu accetterai le cose di Dio, ou você vai aceitar as coisas deste o mundo. tu accetterai le cose di questo mondo. E Daniel disse: eu não quero esta E comida. Daniele ha detto io non voglio questo cibo. Uma das coisas mais importantes que vocês têm que entender Una delle cose più importanti che tu devi capire é que você vai precisar aprender a dizer não. è che tu dovrai imparare a dire no. Muitas vezes, quando nós somos jovens, A volte quando siamo giovani, nós queremos agradar as pessoas. noi vogliamo compiacere le persone. É normal que nós queremos ser aceitos. È normale voler essere accettati, Ser aceitos na tribo. essere accettati dalla Ser tribù, aceitos por um grupo da è sociedade. essere accettati da un gruppo della società. Todo mundo hoje quer pertencer. Tutti vogliono appartenere. Essa palavra está em moda no mundo inteiro. Questa parola appartenenza è in moda in tutto il mondo, Ah, va eu di quero moda in tutto il pertencer a este mondo. grupo. Io voglio appartenere a questo gruppo. Então, porque quer pertencer, ele não diz não. E quindi perché vuole appartenere non sa dire di no. Ele aceita todas as coisas. E accetta ogni cosa. Então, ele aceita coisas que vão ferir a sua vida, Accetta delle cose che feriranno la sua que vita, vão machucar o seu coração, che faranno del male al suo que cuore, vão destruir o seu futuro. che distruggeranno il suo futuro. Então, eu quero trazer essa palavra de Deus para você E hoje. quindi io voglio portare questa parola di Dio a te oggi. Você está num lugar talvez que você não gostaria de estar. Tu ti trovi un posto dove non ti piacerebbe essere. Você acha que Nabucodonosor era agradável para Daniel? Ma secondo te a Nabucodonosor piaceva Daniele? Você acha que Daniel queria estar na Babilônia? E secondo te Daniele voleva stare in Babilonia? Não, Daniel não queria estar na Babilônia. No, assolutamente no.
Ele não queria estar naquele país. Lui non voleva essere in quel paese. Ele queria estar na sua terra. Lui voleva essere nella sua Queria terra, estar com o seu povo. essere con il suo popolo. Mas quando nós, amanhã e depois, nós vamos à universidade e à escola, Ma domani o dopodomani, quando andremo all'università o alla scuola, você pode até não gostar de algumas coisas de lá, forse non ti piaceranno delle cose di là, mas você tem que estar lá. ma tu devi essere là. Eu conheço muitos jovens que trabalham. Io conosco molti giovani che lavorano. Eles não queriam estar naquele trabalho, Loro non volevano essere in quel lavoro, mas eles precisam daquele ma loro trabalho. hanno bisogno di quel lavoro. Então, às vezes, nós temos que estar aonde nós não gostaríamos de Quindi a estar. volte dobbiamo stare in dei posti che non ci piacerebbero stare. Mas quando você está no lugar onde você não quer, Ma quando noi ci troviamo in un posto che non vogliamo stare, você precisa manter uma decisão. tu devi mantenere una posizione. E a decisão de você amar a Deus acima de Tu tudo. devi decidere di amare Dio sopra ogni cosa. Não se entregue. Non consegnarti. Não fira a sua consciência. Non ferire la tua coscienza. Que você possa ter uma posição diante de Deus. Che tu possa prendere una posizione davanti a Dio. E você vai ter que dizer não. E tu dovrai dire di no. Muitas vezes na minha vida eu tive que dizer não. Molte volte nella mia vita io ho dovuto dire di no. Eu conheci muitos jovens que tiveram que dizer não. Io ho conosciuto molti giovani che hanno dovuto dire di no. Jovens que renunciaram. Giovani che hanno rinunciato. Mas uma coisa também eu vi. Ma una cosa io ho visto anche. Deus honrou esses jovens. Dio ha onorato questi giovani. O efeito vai aparecer muitos anos depois. L'effetto apparisce molti anni dopo. O não que você vai dizer Il hoje, no che tu dirai oggi, por amor a Deus, per amore a Dio, vai fazer efeito na sua vida. avrà un effetto durante la tua vita. Daqui a 30, 40 Tra anos. 30, 40 anni. Então há um desafio diante de todos nós. Quindi una sfida davanti a tutti noi, Mais velhos ou mais novos. più grandi o meno grandi. Nós somos levados a tomar uma decisão. Noi siamo condotti a prendere una decisione. E nós temos que aprender a dizer E não. noi dobbiamo imparare a dire di no. Isso é fantástico na vida de Questo è Daniel. fantastico nella vita di O Daniele. caráter de Il Daniel. carattere di Daniele. Ele perdeu sua terra. Lui ha perso la sua terra. Ele perdeu sua Lui família. ha perso la sua famiglia. Ele perdeu seu nome. Lui ha perso il suo nome. Não era mais o seu nome que era chamado. Non veniva chiamato più con il suo nome. Não era mais Daniel. Non era più Daniele. Era Belsazar. Era Belsazar. Mas ele não perdeu a fé. Ma lui non ha perso la fede. Nessa vida nós podemos perder muitas In coisas. questa vita noi possiamo perdere molte cose. Nós perdemos dinheiro. Noi perdiamo soldi. Alguns perderam seus pais. Alcuni hanno perso i propri genitori. Nós perdemos uma boa escola. Noi perdiamo delle buone scuole. Mas nós não podemos perder a nossa fé. Ma noi non possiamo perdere la nostra fede. Então que vocês possam olhar para o exemplo de Daniel. Quindi che possiate guardare l'esempio di Daniele. Ele fez uma escolha. Lui ha fatto una Ele scelta. disse não. Lui ha detto di no. Ele ficou firme. Lui è rimasto fermo. Não deixe que a sua cabeça seja levada pelos outros. Non permettere alla tua testa di essere portata dagli altri. Eu tenho orado a Deus Io ho pregato Dio para que a geração cristã perché la generazione cristiana possa ser uma geração de reflexão. possa essere una generazione che rifletta, Não uma geração que come qualquer coisa. non una generazione che mangia qualsiasi cosa, Qualquer tipo de lixo social. qualsiasi tipologia di spazzatura sociale, Mas uma geração que possa refletir. ma una generazione che possa riflettere. Você só pode dizer não Tu puoi dire di no se você reflete, se tu rifletti, se você analisa, se tu analizzi, se você rejeita, se tu rifiuti, se você sabe que tem uma coisa melhor. se tu sai che c'è una cosa migliore. Eu quero convidar os jovens desta igreja E io voglio invitare i giovani di questa chiesa a que possam pedir a Deus isto, a che possano chiedere a Dio essa questo, força para dizer não, questa forza per dire di no, essa força para que você rejeite as coisas que não são de Deus. questa forza per rifiutare le cose che non sono di Dio. Daniel não está só rejeitando a comida, Daniele non sta soltanto rifiutando il cibo, ele está rejeitando os deuses da Babilônia. lui sta rifiutando gli dei della Babilonia. Que você possa ter forças, Che tu possa avere que forze, vocês possam orar, che tu possa pregare, que onde vocês estiverem aqui na che Itália dove starete in Italia, ou em qualquer parte do mundo, in qualsiasi parte del mondo, que vocês tenham forças e reflitam che possiate avere forza e che possiate
possiate riflettere. Não comam todo o lixo que oferecem a vocês. Non mangiate di ogni spazzatura che vi offrono. A Bíblia tem grandes exemplos. La Bibbia ha grandi E esempi. se você é cristão, Se tu sei cristiano, você tem que olhar a palavra tu de devi Deus. guardare la parola di Dio. Aquilo que está aqui diante Ciò de che nós. è qui davanti a noi. Daniel era um homem exemplar. Daniele era un uomo esemplare, Um jovem un exemplar. giovane E esemplare. eu sei que muitos aqui estão tomando uma E decisão. io so che molti di voi che siete qui state prendendo una E que o decisione. Espírito Santo te ajude a dizer não. E che lo Spirito Santo ti aiuti a dire di no. Eu conheci muitos jovens. Io ho conosciuto molti Eu giovani. trabalhei com jovens muitos anos. Io ho lavorato con giovani per molti O anni. início do meu pastorado, eu pastoreava muitos jovens. All'inizio del mio ministero io seguivo molti giovani. Eu era pastor de jovens de uma outra Io igreja. ero il pastore dei giovani di un'altra chiesa. Antes de eu pastorear a igreja que eu estou hoje. Prima di fare il pastore della chiesa dove mi trovo E eu oggi, trabalhei com a Juventude Batista Brasileira. io ho lavorato con la Gioventù Battista Brasiliana. Eu preguei em centenas e centenas de congressos de Io ho jovens. predicato in centinaia e centinaia di congressi giovani. Havia um congresso com 15 mil jovens lá C'era no un Brasil. congresso con 15.000 giovani in Brasile. E eu pude acompanhar muitos deles. E io ho potuto accompagnare molti di loro. Eu me lembro de acampamentos e de encontros lá na terra do pastor Caio. Io mi ricordo di molti campi e di molti incontri là nella terra del pastore Caio. Lá no Rio Grande do Sul, no Brasil. Là nel Rio Grande del Sud in Brasile. Mas eu, hoje, depois de mais de 36 anos, Ma oggi, dopo più di 36 anni, eu posso dizer a vocês io posso dirvi que os jovens que estão hoje mais felizes do mundo che i giovani oggi che sono i più felici al mondo eram aqueles que fizeram boas escolhas, erano quelli che hanno fatto buone que scelte, permaneceram na palavra, che sono rimasti fermi sulla que parola, eram corajosos, che erano que coraggiosi, diziam não, che hanno detto di no, que não se deixavam influenciar pelos colegas. che non si sono lasciati influenzare dagli amici. Deixa eu contar uma coisa para você. Lasciami raccontarvi una cosa. Há muitos que se aproximam de você, Ci sono molti che si avvicinano da voi, mas di não amam voi, você. ma non amano te, Não amam você. non amano te, Não querem te ajudar. non vogliono aiutarti. Há muitos que têm inveja de você. Ci sono molti che sono invidiosi di te. Há muitos que serão usados por Satanás. Ci sono molti che saranno usati da Há Satana. muitos que querem levar você por cativeiro. Ci sono molti che ti vogliono condurre in cattività. Há muitos que querem oferecer manjares de deuses para você. Ci sono molti che vogliono offrirti del cibo degli dei. E veja bem uma coisa. E vedete bene una A cosa. Bíblia diz que às vezes esse caminho é mais fácil. La Bibbia dice che molte volte questa strada è più facile. São pessoas muito fáceis. Sono persone molto facili. São levadas Sono condotte até dentro da igreja. anche dentro delle chiese. Você às vezes percebe em jovens dentro da Tu igreja. a volte ti rendi conto che ci sono dei giovani dentro delle chiese. Alguns querem Deus e querem buscar a Deus. Alcuni vogliono Dio e vogliono cercare Dio. Outros estão dentro da igreja e estão apáticos. Altri si trovano all'interno delle chiese ma sono apatici. Não gostam de buscar a oração, por exemplo. Non vogliono pregare, non piace pregare, per Não esempio. querem ter uma vida com Deus. Non vogliono avere una vita con Dio. Às vezes estão na igreja por causa dos seus pais. A volte sono in chiesa perché ci sono i genitori, Mas que vocês possam buscar a Deus por amor a Deus. ma che voi possiate cercare Dio per amore a Dio. Cada jovem Ogni giovane precisa ter uma experiência espiritual com Deus. deve fare un'esperienza spirituale con Dio. Eu quero fazer uma pergunta a você. Io voglio farti una domanda. Não levante a mão, não responda. Non deve alzare la mano, non deve rispondere. Quando foi que você teve uma experiência com Deus? Quando è stata quella volta che tu hai fatto un'esperienza con Dio? Quando você realmente falou com Deus e escutou que Deus fala com você? Quando è stata quella volta che tu veramente hai parlato con Dio e hai sentito Dio che ti parlava? Você já teve uma experiência com Deus na escola, Tu hai già fatto un'esperienza con Dio a scuola, na universidade, all'università, no trabalho? al lavoro? Você já leu a sua palavra? Tu hai già letto la sua parola? Você ouviu Deus no seu coração? Tu hai sentito Dio nel tuo cuore? É muito importante você ter essa experiência com È Deus. molto importante che tu abbia questa esperienza con Dio. Seus pais podem ser muito crentes. I tuoi genitori possono essere molto credenti. Seus irmãos podem ser crentes. I tuoi fratelli possono essere Mas credenti. você tem que ter sua experiência Ma com Deus. tu devi fare la tua esperienza con Dio. Eu tenho um amigo pastor lá no Brasil. Io ho un amico pastore in Brasile
difficile, ele me conta uma história muito engraçada. lui mi racconta una storia molto buffa, molto interessante. Eu vou tentar contar para vocês. Io cercherò di raccontarvela. E ele me deu um exemplo muito interessante sobre jovens que não têm vontade de buscar a E Deus. lui mi ha raccontato un'esperienza molto interessante, una storia molto interessante di giovani che non hanno la voglia di cercare Dio. Ele disse assim, pastor Wander, são como gatos. Lui ha detto, Pastor Wander, sono come dei O gatti. gato, Io ho detto, gatti. gato é um animal tão lindo. Ma il gatto è un animale bellissimo. E aí ele me contou uma história da sua casa. E quindi lui ha raccontato una storia di casa sua. Ele é de uma família de vários pastores. E lui appartiene ad una famiglia di diversi pastori. Seu pai era pastor, Il suo papà era un pastore, seus irmãos eram pastores, anche i suoi fratelli erano pastori, seu avô era pastor. suo nonno era un pastore. E ele ficava dentro de casa, muito pequeno, com o outro irmão. E lui dentro di casa, restava dentro di casa con i suoi fratelli. Um chamava Evaldo e o outro Ebenezer. Uno si chiamava Evaldo e l'altro Ebenezer. E olha, filho de pastor, eles gostam de brincar de igreja. E quindi ai figli di pastore piace giocare di chiesa. E era muito interessante. Ed era molto interessante. Eles ficavam brincando, montavam feito uma igreja no quintal. E quindi loro facevano come una specie di chiesa nel giardino di casa. E eles faziam assim. E loro facevano così. Um dos irmãos era o pastor. Uno dei fratelli era il pastore. Colocava uma mesa, Loro mettevano un tavolino, a Bíblia, la Bibbia sopra. imitava o seu pai E pregando. quindi facevano l'imitazione del padre mentre predicava. O outro irmão era a igreja. L'altro fratello era la chiesa. Ficava sentado, Restava seduto, ouvindo o irmão pregar. ascoltava il fratello che predicava. Tudo era uma brincadeira. Era tutto un gioco. Mas eles queriam um visitante na igreja. Ma loro volevano un ospite in chiesa, Uma pessoa nova. una persona nuova. E eles pegavam o gato. E quindi loro prendevano il gatto. O gato que a família tinha. E il gatto che apparteneva alla famiglia. E levava o gato para o culto. E portavano il gatto al culto. E colocavam o gato sentado. E quindi mettevano il gatto sopra la E sedia. ele falava igual o pai dele. E lui parlava come suo padre. Meus irmãos, vamos começar o culto. Fratelli, iniziamo il culto. O irmão dele dizia amém. E il suo fratellino diceva amen. E agora nós vamos falar uns com os outros. E adesso parliamo gli uni con gli E o altri. irmão dele falava com o gato. E quindi suo fratellino parlava con il gatto. Mas olha que interessante. Ma guardate che cosa interessante. Na hora do apelo. Durante l'appello, Sabe o que é apelo? sai cos'è Quando o l'appello? pastor prega Quando il pastore e diz predica você quer aceitar Jesus como e dice Salvador. vuoi accettare Gesù come suo salvatore? Ele então fazia o apelo. E quindi lui faceva l'appello. O irmão dele apertava a barriga do gato. E il suo fratello stringeva la pancia del O gatto. gato pulava do colo e ia na Il frente. gatto saltava dalla sedia e andava avanti. Ele dizia graças a Deus. E lui diceva grazie a Dio. Veja, ele se converteu a Vedete, lui Cristo. si è convertito a O Cristo. visitante está convertido. L'ospite è convertito. Agora temos que levar ele para a escola bíblica dominical. Adesso dobbiamo condurlo alla scuola biblica O domenicale. tempo passava, eles estão brincando de igreja. E il tempo trascorreva e loro giocavano di chiesa. Agora chegou a hora de batizar. Adesso è arrivato il momento di fare il battesimo. Batizar aquele novo crente. Battezzare quel nuovo credente. O irmão dele pegava o gato no colo. E quindi suo fratello prendeva il gatto in Ia braccio fazer uma profissão de fé. e andava a fare la professione di fede. O irmão tem certeza da salvação. Il fratello è sicuro della propria salvezza Aí perguntava uma coisa estranha. e chiedevano una cosa strana. O irmão tem algum pecado? E il fratello ha qualche peccato? O irmão fuma? Il fratello fuma? Aí o irmão soprava o ouvido do gato. E quindi il fratello soffiava all'orecchio del gatto. Quando ele soprava o ouvido do gato, Quando o lui gato fazia soffiava assim. l'orecchio del gatto, il gatto faceva così. Ah, graças a Deus. Ah, grazie a Dio. Foi liberto. È stato liberato. Já negou o pecado. Ha già rinnegato il peccato. Agora pode ser batizado. Adesso può essere battezzato. E vai ser batizado como gato batista. E sarà battezzato come un gatto battista. Vamos imergir ele na água. Lo immergeremo nell'acqua. É claro que o gato fugiu de casa. E ovviamente che il gatto è scappato di casa. Foi ser presbiteriano. È diventato presbiteriano. Nunca aceitou o batismo de imersão. Non ha mai accettato il battesimo per immersione. E o pastor Evaldo me conta essa E história. quindi il pastore Valdo mi racconta questa Uma storia. história engraçada. Una storia buffa. Mas ele dizia assim: Ma lui diceva così. Pastor Wander, Pastor Vander, tem muitos crentes gatos na igreja. ci sono molti credenti gatto in chiesa. Eles só vivem
apertados e pressionados. Loro si manifestano soltanto quando stretti, Eles pressionati. não têm prazer em Deus. Non hanno piacere in Não têm Dio. alegria em Deus. Non provano gioia in Dio. Eles não têm compromisso com Deus. Non vogliono coinvolgersi con le cose di Dio. Que você possa lembrar disso todos os dias da sua Che tu vida. possa ricordare di questo tutti i giorni della tua vita. Talvez amanhã você não lembre mais de mim, Forse domani non ti ricorderai più di me, mas nunca mais você vai esquecer o gato. ma non dimenticherai mai più il gatto. Essa história do gato é interessante. Questa storia del gatto è interessante. Daniel tomou uma decisão. Daniele ha preso una decisione. Você tem que tomar uma decisão. Tu devi prendere una decisione. anche Você tu. está entre dois caminhos. Tu ti trovi davanti a due Ou strade. você vai aceitar aquilo que o mundo está te O oferecendo, tu accetterai ciò che il mondo ti offre para que todo mundo te aceite, perché tutti ti accettino, para que todo mundo te receba no grupo, perché tutti ti accolgono nel para que gruppo, você seja aceito na tribo. perché tu possa essere accolto e accettato nella Ou tribù, você vai aceitar aquilo que Deus tem para você. o tu accetterai ciò che il Signore è per te. E essa decisão E questa decisione vai fazer diferença na sua farà vida. la differenza nella tua vita. Quando Daniel não quis mais comer a comida do rei, Quando Daniele non ha più voluto mangiare il cibo del re, o homem da cozinha ficou apavorado. l'uomo della cucina è rimasto sconvolto. Eu não posso fazer isso? Io non posso fare O questo. rei mandou te dar esta Il comida? re mi ha comandato di darti questo E o cibo. Daniel continuou insistindo. E Daniele ha insistito. Daniel é persistente. Daniele è persistente. Um jovem crente é Il persistente. giovane credente è persistente. Num propósito de Deus. In un proposito di Num Dio. propósito In un sério. proposito serio. Ele disse, por favor, faça isso. E lui ha detto, per favore, fai così. E depois de 10 dias, E dopo 10 giorni, eu comendo o legumes e bebendo água, io mangiando legumi e bevendo acqua, você então vem ver a minha aparência. quindi tu vieni a vedere il mio aspetto, A aparência dos meus 3 amigos. l'aspetto dei miei 3 amici. E o homem aceitou aquela E l'uomo proposta. ha accettato quella sfida. E a Bíblia diz, E la Bibbia dice, a Bíblia diz la Bibbia que dice Deus abençoou aqueles 4 che jovens. Dio ha benedetto quei 4 giovani. Deus sempre abençoa jovens sérios Dio sempre benedice giovani seri que querem ter uma vida com che Ele, vogliono avere una vita con que Lui, renunciam ao mundo. che rinunciano il mondo. A obediência está ligada à bênção de Deus. L'obbedienza è legata alla benedizione di Dio. Ontem quem estava na igreja ouviu falando sobre 2 jovens desobedientes. Ieri chi c'era in chiesa mi ha sentito parlare di 2 giovani obbedienti, Ofni- disobbedienti, Ofni e Finéias, Ofni e Finea. eles morreram, Loro sono morti, eles desobedeceram a loro hanno Deus, disobbedito Dio, eles eram devassos, loro erano devassi, eles pecavam contra a casa loro do peccavano Senhor. contro la casa del E Signore. sabe qual é a coisa mais triste? E sapete qual è la cosa più triste? Eles viviam dentro da igreja. Loro vivevano dentro della O chiesa. pai deles era sacerdote. Il loro padre era sacerdote E eles também ajudavam no sacerdócio. e anche loro, e anche loro aiutavano nel sacerdozio. A questão não é você andar dentro da igreja. La questione non è camminare dentro della chiesa, É você ter compromisso com Deus. è avere un impegno serio con Dio. Compromisso e Deus vai honrar o seu coração. L'impegno serio con Dio attraverso cui Dio onorerà il tuo A cuore. Bíblia diz: La Bibbia dice de tudo que você tem que di guardar, tutto ciò che dovrai serbare, guarda o coração. serba il tuo cuore. Deus olha o coração. Dio guarda il cuore. O mundo olha a Il aparência, mondo guarda l'apparenza, mas Deus olha o coração. ma Dio guarda il cuore. Eu sei que todo mundo aqui quer ficar bonito. Io so che tutti voi volete diventare belli. Todos nós vamos buscar a melhor roupa. Tutti noi cercheremo il miglior abito. Non ha nada migliori errado abiti. nisso. Non c'è niente di sbagliato in questo. Não há nada errado em colocar Non c'è uma ne- boa roupa. Non c'è niente di sbagliato in indossare dei bei vestiti. Você vai botar uma roupa de acordo com o que você pode. Tu indosserai dei vestiti a seconda delle tue possibilità. E você vai se arrumar E tu ti e vestirai. vai botar um perfume. E tu metterai del profumo. Quantas pessoas aqui botaram perfume para vir à igreja Quante hoje? persone hanno messo del profumo per venire in chiesa oggi? Vamos fazer essa revelação. Facciamo questa Quem rivelazione. colocou perfume hoje antes de vir à Chi ha messo igreja? del profumo oggi? Vediamo Oh, qui. Oh, que igreja cheirosa! che chiesa profumata. É,
Mas a Bíblia diz uma coisa muito importante. Ma la Bibbia dice una cosa molto importante. Acima desse perfume, Sopra questo profumo, você é perfume de Jesus. tu sei il profumo di Gesù. Ele olha o seu Lui coração. guarda il tuo cuore. Um dia Deus estava procurando um homem para ser rei. Un giorno Dio stava muovendo un uomo per essere re. Ele pegou o profeta Samuel Lui ha preso il profeta Samuele e disse: Samuel, vai na casa daquele homem. e ha detto: Samuele, va a casa di Ele quell'uomo. tem muitos filhos. Lui ha molti figli, E há um filho que eu quero. ma c'è un figlio, io voglio soltanto uno di E loro. quando ele chegou na casa daquele homem, E quando lui è arrivato a casa di quell'uomo, o pai mostrou os filhos mais bonitos que ele il tinha. padre ha fatto vedere i figli più belli che lui aveva. E ele olhava: E Samuele guardava, não é esse, non è questo, não é esse, non è questo, não é esse. non è questo. E ele perguntou ao pai: não tem outro E filho? lui ha chiesto: ma non c'è un altro figlio? O pai havia até esquecido que tinha mais um. Il padre si era dimenticato di avere un altro figlio. Ah, eu tenho um menino meio ruivo que está cuidando de ovelha. Io ho un ragazzino rossiccio che sta prendendo cura delle pecore. Ele é baixinho assim, ó. Lui è basso così. Toda pessoa baixinha é até aqui. Tutte persone basse sono fino qui. É por aqui. È qui. Tem aí um baixinho, traz ele aqui. C'è un bassotto, portalo qui. E quando ele trouxe aquele que estava no campo, E quindi quando lui ha portato quello che si trovava in campagna, ele não estava cheiroso. lui non profumava. Ele cheirava a ovelhas. Lui profumava Ele pecore. estava cuidando daquele rebanho. Lui stava prendendo cura di quel Ele não gregge. sabia do que estava acontecendo. Lui non sapeva cosa stava Deus estava succedendo. buscando um rei. Dio stava cercando un re. Aquele que seria o maior rei da história de Israel. Quello che sarebbe stato il re più importante della storia di Quando o Israele. profeta olhou para ele, E quando il profeta l'ha guardato, disse: é esse. ha detto: è questo. O Espírito Santo mostrou para ele. Lo Spirito Santo gli ha rivelato. Então a beleza física ela é importante, Quindi la bellezza fisica è importante, mas a beleza interior é muito mais ma importante. la bellezza interna, interiore è molto più importante. Guarda o teu coração. Serba il tuo cuore, Cuida do teu coração. prendi cura del tuo cuore. A Bíblia diz que do coração saem as saídas da vida. La Bibbia dice che dal cuore sgorgono le uscite della vita. Agora deixa eu te contar, sabe, depois dos 10 dias que Daniel fez o regime, Allora lasciami raccontarvi, dopo 10 giorni che Daniele ha fatto la dieta, não esqueça que a dieta não era só física. e non dimenticarti che la Ele- dieta non era solo Ele fisica. não queria se envolver com os deuses da Lui Babilônia. non voleva coinvolgersi con gli dei della Babilonia. Todas aquelas comidas eram consagradas aos deuses. Tutti quei cibi consacrati agli dei. Quando acabaram os 10 dias, Dopo i 10 giorni, aquele homem da cozinha que cuidava deles quell'uomo della cucina che si prendeva cura di chegou loro até Daniel e seus amigos. è arrivato fino a Daniele e ai suoi amici. E a Bíblia diz que Deus os abençoou de tal E maneira la Bibbia dice che Dio li ha benedetti talmente tanto que a aparência deles che il loro aspetto era muito melhor do que era dos outros. molto meglio dell'apparenza degli altri. A aparência era muito melhor. L'aspetto loro era molto meglio. E agora Deus abençoa. E quindi Dio benedice. Deus dá um presente para eles. Dio gli dà un regalo. A gli Bíblia fa diz un que regalo. Deus deu a eles sabedoria. La Bibbia dice che Dio gli ha dato saggezza. Olha o versículo 19. E guardate il versetto 19. Versículo 18 primeiro. Versetto 18 Ao prima. final do tempo, Giunto il momento, quando os jovens foram trazidos à sua presença, è giunto il momento della loro presentazione. e aqueles oficiais apresentaram a Nabucodonosor, Il capo degli eunuchi condusse i giovani da Nabucodonosor. o rei, Il re conversou com eles parlò con loro, e não encontrou ninguém comparável. ma fra tutti quei giovani non se ne trovò nessuno che fosse pari. Guarda essa frase. E guardate questa frase. Não encontrou ninguém comparável. Non trovò nessuno che fosse pari. Não encontrou ninguém Non, comparável. non trovò nessuno che fosse pari. A Daniel, Ananias, Misael e A Azarias. Daniele, Anania, Misael e Azzaria, E eles passaram a servir no palácio do rei. i quali furono ammessi al servizio del Eles re. foram promovidos. Loro sono stati promossi. Mas olha o presente que Deus deu a eles no Ma verso guardate il 17. regalo che Dio gli ha fatto. A Versetto, esses 4 jovens, a questi 4 giovani, Deus Dio deu sabedoria, diede di conoscere e comprendere ogni Intelligenza. scrittura e ogni saggezza, inteligência intelligenza
e reconheceram todos os aspectos e hanno riconosciuto tutti gli aspetti da cultura e da ciência babilônica. da cultura e della scienza babilonese. Tá vendo como é que Deus faz? Vedete come Dio fa? Deus abençoa a Dio fidelidade. benedice. Às vezes nós precisamos dizer não, A volte dobbiamo imparare a dire di no, renunciar. rinunciare. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ma lasciatemi dirvi una cosa. Deus vai te honrar. Dio ti onorerà. Deus vai te honrar. Dio ti onorerà. E você verá isso às vezes muitos anos depois. E tu vedrai questo molti anni dopo. Eu fiz muitas renúncias na minha vida. Io ho fatto molte rinunce durante la mia Mas vita. hoje eu louvo a Deus por todas elas. Ma oggi io lodo Dio per tutte queste rinunce che Eu io ho também fatto. podia ter escolhido um outro caminho. Io avrei potuto aver scelto un'altra strada, Mas eu abri mão por todas as coisas, por Deus, aquilo que Deus havia me ma io ho falado. rinunciato a tutte le altre cose. Deus me disse, Dio mi ha detto, vai por aqui. vai, prendi questa strada. Porque Deus fala. Perché Dio parla. E quando a gente E obedece, quando noi obbediamo, Deus honra. Dio onora. Deus honra. Dio onora. Não entregue a sua vida àqueles que não amam você. Non consegnare la tua vita a quelli che non ti amano. O capítulo 1 de Daniel Nel capitolo 1 di Daniele é apenas uma evidência do poder de Deus sobre ele. è soltanto un'evidenza della potenza di Dio su di lui. Mas tem tanta bênção na vida dele. Ma c'è tanta benedizione sulla sua vita. Um dia ele foi parar na cova dos leões, Un conhece? giorno lui è andato a finire insieme ai leoni. Você conhece essa Tu história. conosci la storia. E Deus lhe deu livramento. E Dio li ha liberati. A boca dos leões são fechadas. Le bocche dei leoni vengono E chiuse. Deus cuida e preserva os seus E filhos. Dio si prende cura e preserva i suoi figli. Então eu vou terminar a minha palavra E quindi io concluderò la mia parola dizendo a você que você tem que tomar uma decisão. dicendoti che tu dovrai prendere una A decisione. cada dia a mesma decisão. Ad ogni giorno la stessa decisione. Ou eu escolho a Deus ou eu escolho o mundo. O io scelgo Dio o io scelgo il mondo. E há coisas que não se conciliam. E ci sono delle cose che non combaciano. Eu conheci muitos jovens na igreja que tinham um pé aqui dentro da igreja e o outro pé fora da Io igreja. ho conosciuto molti giovani in chiesa che avevano un piede all'interno della chiesa e un piede all'infuori della chiesa. Eles nel não mondo. conseguiram encontrar aquele sucesso que eu falei no início. Loro non sono mai riusciti a trovare quel successo di cui ho Mas parlato eu all'inizio. conheci muitos jovens Ma io ho conosciuto molti que giovani fizeram a opção por Deus, che hanno scelto di seguire Dio, que amam a oração. che amano pregare. Vocês viram o que aconteceu ano passado nos Estados Unidos? Voi avete visto quello che è successo l'anno scorso negli Stati Tem Uniti, acontecido na Inglaterra, quello che è successo in tem Inghilterra, acontecido na Coreia. quello che è successo in Corea, Milhares de jovens buscando a Deus, migliaia di giovani cercando Dio, clamando a Deus. pregando e supplicando Dio. Deus está movendo uma geração inteira. Dio sta muovendo un'intera generazione. Eu tenho visto centenas e milhares de jovens se convertendo. Io ho visto centinaia e migliaia di giovani Você convertirsi. deve ter visto aquele programa americano do Descend. Forse tu hai visto quel programma americano Descent. Os jovens que enchem estádios inteiros. Giovani che riempiono interi stadi. Estão louvando a Deus, glorificando a Stanno Deus. louvando Dio, glorificando Dio. Eu desafio vocês que vocês façam uma revolução aqui na E Itália. io voglio sfidarvi a fare una rivoluzione in Italia. Esse país precisa de Deus. Questo paese ha bisogno di Dio. Há muitos que estão decepcionados e no ateísmo. Ci sono molti delusi e addirittura nell'ateismo. Há muitos professores na universidade ensinando que Deus não existe. Ci sono molti insegnanti all'università che insegnano che Dio non esiste. Que a Bíblia é uma mentira. Che la Bibbia è una bugia. Então eu faço um desafio a E você. quindi io ti sfido. Não peço que acredite em mim. Io non ti chiedo di credere a me. Faça um desafio a Deus. Tu devi fare una sfida a Dio. Sozinho no seu quarto hoje. Da solo in camera tua oggi. Ele disse: faça prova de mim. Fai prova di me. Faz prova dele. Fai prova di lui. Se o Senhor é verdadeiro, fala comigo. Se tu sei vero, Dio parla con me. Eu vou contar o que aconteceu comigo. Io ti racconterò quello che mi è successo. Eu era muito jovem como vocês. Io ero molto giovane come voi. A minha mãe tinha uma irmã muito querida dela. Mia mamma aveva una sorella molto cara
E ela morava em Belo Horizonte, uma cidade a 8 horas do Rio de E Janeiro. lei abitava in una città che si chiamava Belo Horizonte, circa 8 ore di distanza da Rio de Janeiro. E elas eram tão unidas e elas trocavam de filhos nas férias. E loro erano talmente unite che scambiavano i figli durante le vacanze. A minha prima vinha para casa da minha mãe La mia cugina si trasferiva a casa di mia madre e eu ia com meu irmão para casa da minha tia. ed io e mio fratello ci trasferivamo a casa della mia zia. Era muita união. Era molta E unione. foi exatamente na época que eu conhecia Deus. Ed è stata esattamente in quel periodo che io ho conosciuto Dio. Mas eu tive muitas dúvidas. Ma io ho avuto molti dubbi. Mas aconteceu uma coisa terrível. Ma è successa una cosa terribile. Aquela tia que eu muito amava, Quella zia che io amavo tanto, que eu ia tanto para casa dela, che io andavo spesso a casa sua, nós recebemos uma ligação noi abbiamo ricevuto una chiamata que ela sofreu 3 acidentes vasculares do cérebro. che lei ha subito 3 aneurismi E ela ficou totalmente em coma. e lei è rimasta in coma. Os médicos chamaram o meu tio e minha prima E i dottori hanno chiamato mio zio e la mia cugina e disse ela não tem qualquer chance de vida. e ha detto lei non ha nessuna possibilità di sopravvivere. Ela está para morrer a qualquer momento. Lei dovrà morire a qualsiasi momento. E eu me lembrei disso que eu estou dizendo a vocês. E io mi sono ricordato di quello che vi ho detto. Eu ouvi um pastor que disse assim: faça a prova de Deus. Io ho sentito un pastore che ha detto fai prova di Dio. E eu fui para o meu quarto E io sono entrato in e eu camera fiz mia um desafio com Deus. e io ho fatto una sfida con Dio. Eu disse: eu tenho ouvido sobre o Senhor, Io ho detto io ho sentito su di te, mas eu queria te pedir uma bênção. ma io vorrei chiederti una benedizione. Eu não sou digno de ter bênção. Io non sono degno di avere delle O benedizioni. Senhor não tem que me ouvir. Tu non mi devi per forza ascoltare. O Senhor continuará sendo Deus. Tu continuerai ad essere Dio. Mas eu queria ter uma experiência contigo. Ma io voglio fare un'esperienza con te. O Senhor poderia curar a minha tia. Io vorrei chiederti di guarire mia zia. Os médicos não creem mais. I dottori non ci credono più. O hospital não acredita mais. L'ospedale non ci crede più. Eles estão esperando que ela morra a qualquer hora. Loro stanno aspettando che lei muoia a qualsiasi momento. Então aconteceu algo da misericórdia de Deus. E quindi è successa una cosa secondo la misericordia di Dio. O meu tio estava com ela à beira da cama Mio zio era vicino a lei, vicino al suo letto. e uma enfermeira entrou no quarto E una naquele momento. infermiera è entrata in camera in Era quel dar um momento, remédio paliativo. e le stava curando con della medicina Quando se aproximou dela, ela abriu os olhos. E quindi mentre la infermiera si avvicinava, lei ha aperto gli occhi. Depois de muitos dias em coma Dopo molti giorni in coma e sem qualquer explicação, e senza nessuna spiegazione, eles disseram que ela não ia falar mais, loro hanno detto che lei non avrebbe più parlato, não ia andar mais, non avrebbe più camminato, não ia poder ouvir. non avrebbe più potuto O derrame sentire. tomou conta do cérebro dela C'è stato un todo. riversamento di sangue in tutto il suo cervello. Isso estava nos exames. E questo era diagnosticato dagli esami. Até uma pessoa que não era médica conseguia ver a mancha. Anche una persona che non era un dottore riusciva a vedere le macchie. Eles mostraram para nós. Loro ci hanno fatto vedere. Ela abriu os olhos. Lei ha aperto Ela gli occhi. sentou na cama. Lei si è seduta sul letto. E ela disse ao meu tio: E lei ha detto a mio zio: Luiz, eu quero comer, eu estou com fome. Luigi, io voglio mangiare, ho E fame. depois nós vamos para E casa. dopo noi torneremo a casa Ela nostra. foi curada. Lei è stata guarita. Ela foi curada. Lei è stata guarita. Foi uma experiência com Deus que eu tive È stata un'esperienza che io ho fatto con Dio no início da minha conversão. all'inizio della mia A conversione. minha experiência não é a sua, La mia esperienza non è la tua, mas você pode ter a sua ma tu experiência. puoi fare la tua esperienza. Você pode desafiar a Tu Deus. puoi fare una sfida a Dio. Não, ele não vai ficar zangado com você. No, lui non si arrabbierà con Se te. ajoelha hoje no teu quarto à Inginocchiati noite. in camera tua Se stasera. você não teve uma experiência com ele, peça uma experiência Se tu com non hai ele. fatto ancora un'esperienza con Dio, chiedi un'esperienza con Tudo que Dio. aconteceu neste livro Tutto ciò che è successo in questo libro pode acontecer hoje. può succedere oggi. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e Lui para è lo sempre. stesso Dio, ieri, oggi, per sempre. Ele é o Deus que salva. Lui è il Dio che salva. Amém? Amen. Ele é o Deus que cura. Lui è il Dio che guarisce. Ele é o Deus que Lui è il transforma. Dio che trasforma. Eu vi muitos jovens transformados Io ho na minha visto vida. molti giovani trasformati in Brasile Desafia Deus. che hanno fatto delle sfide a Dio. Não precisa acreditar em mim, Tu non devi credere a me, mas leva essa palavra no teu ma coração. porta questa parola nel tuo cuore. Põe a Deus à prova.
metti Dio a prova, alla Ele vai se prova, revelar a você. e Lui si rivelerà a te. Está acontecendo isso em muitos lugares do mundo. Sta succedendo questo in molti posti al mondo. Há um missionário nosso amigo C'è un missionario amico nostro que estava numa vila trabalhando com muçulmanos. che si trovava in un villaggio e stava lavorando con dei musulmani. Você sabia que no Alcorão o nome de Jesus aparece? Ma voi sapevate che il nome di Gesù c'è sul Corano? E Jesus no Alcorão é Issa. E quindi Gesù nel Corano è Isa. E aquela vila era toda uma vila de muçulmanos. E quel villaggio era un intero villaggio di musulmani. De repente, Poi da un tratto a porta das casas começaram a se abrir. le porte delle case hanno iniziato ad aprirsi. E os moradores começaram a sair das casas. E gli abitanti hanno cominciato a lasciare e uscire dalle loro case. Era próximo da meia-noite. Era vicino alla mezzanotte. Não, não é um filme de terror. No, non è un film di horror. Um olhava para o outro, L'uno guardava o l'altro. que está acontecendo? Che cosa sta succedendo? Ele dizia assim: E lui diceva così: Isso apareceu a mim. Issa è apparso a me. Isso apareceu a mim. Issa è apparso a E me. o outro dizia: Isso também apareceu a mim. E anche l'altro diceva: Issa è apparso anche a me. E aqueles vizinhos todos receberam a mesma revelação. E tutti quei vicini hanno ricevuto la stessa rivelazione. Parece inacreditável, não Sembra é? incredibile, Há vero? pessoas que não creem nos Ci milagres de sono delle Deus. persone che non credono ai miracoli di E todos Dio. receberam uma ordem. E tutti hanno ricevuto un ordine. Vão para a casa número tal. Vanno in direzione alla casa numero tale. E eles foram todos para aquela E loro casa. si sono indirizzati a quella E era a casa. casa do missionário. Ed era la casa del missionario. E eles disseram: Isso apareceu a nós. E loro hanno detto: Issa è apparso a noi. E disse que você contaria para nós a verdade. E ha detto che tu ci avresti raccontato la verità. E aquele missionário falou de Jesus para E quel eles. missionario ha parlato di Gesù a loro. Deus está fazendo coisas extraordinárias no mundo. Dio sta facendo delle cose straordinarie nel mondo. Deus está fazendo coisas extraordinárias em todos os lugares. Dio sta facendo delle cose straordinarie in tutti i No posti. Brasil, na Coreia, na América, na Inglaterra. In Brasile, in Corea, in America, in Inghilterra. E ele pode fazer aqui na E lui Itália. può fare anche qui in Italia. Eu já soube também de um movimento aqui na Itália. Io ho saputo già di un movimento in Italia. Deus está mexendo com jovens. Dio sta muovendo i giovani. Está mexendo com pessoas. Sta muovendo le persone. Faça a prova de Deus. Fai prova con Dio. Faça como Daniel. Fai come Daniele. Diga não ao mundo. Di no al mondo. Diga não às comidas do mundo. Di no ai cibi del mondo. Ame ao Senhor. Ama il Signore. Deus vai honrar a sua vida. Dio onorerà la tua vita. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Io vorrei invitarti a chiudere i tuoi occhi. Que você pudesse agora abaixar sua cabeça e orar. Ti chiedo di abbassare il capo e pregare. E de novo eu quero pedir a você que não acredita em mim, E di nuovo io vorrei chiederti di non credere a me, mas que você peça a Deus ma vorrei invitarti a pregare e a chiedere a Dio uma experiência com Ele. un'esperienza con Lui. E você tem que tomar essa decisão na sua vida. E tu devi prendere questa decisione nella tua vita. Essa decisão será para toda a vida. Questa decisione sarà per tutta la vita. A decisão é: eu quero a Deus. La decisione è: io voglio Dio. Eu não quero as comidas que o mundo me oferece. Io non voglio i cibi che il mondo mi offre. Eu quero convidar o Ministério de Louvor a que cante uma canção. Io voglio invitare il Ministero di Lode a cantare una lode. E nós agora vamos estar em oração. E noi pregheremo. Nós vamos estar nesse momento pensando em Deus. Noi in questo momento penseremo a Dio. Vamos deixar essa música entrar no nosso coração junto com esta palavra. Permetteremo a questa musica di entrare nel nostro cuore insieme a questa parola. Ore ao Senhor. Prega il Signore. Fale com Deus. Parla con Dio. Coloque Deus à prova. Metti Dio alla prova. Pede para que Ele se revele a ti. Chiedi a Lui di rivelarsi a te.
suo amore come un uragano, io mi arrendo al vento della sua misericordia. Poi all'improvviso non vedo più le mie afflizioni, vedo la sua gloria e vedo quanto meraviglioso egli è e quanto egli mi vuole. Oh, egli mi amò. Oh, egli mi ama. Egli mi amò. Enquanto você ouve essa canção, Mentre senti questa lode, se você já decidiu pelo Senhor para sempre, fique em pé onde você está. se tu Eu hai vou orar por deciso você. di seguire il Signore per sempre, alzati dove ti trovi, io voglio pregare per E vou te. levantar um clamor pela sua vida e pelo seu futuro. Io supplicherò il Signore per la tua vita e per il tuo futuro, Mas não levante porque outros levantam. ma non alzarti perché altri si sono alzati. Só levante se você tomou essa decisão. Alzati soltanto se hai preso questa decisione. Eu quero decidir por Deus sempre. Io voglio decidere con Dio sempre. Eu vou dizer não às propostas do Io mundo. dirò di no alle proposte del mondo. Eu não vou me contaminar com as iguarias do mundo. Io non mi contaminerò con le pietanze del mondo. Se você tomou essa decisão, fique em pé onde você está diante Se dele. tu hai preso questa decisione, alzati in piedi davanti a Dio dove ti trovi. Faça isso pela fé. Fai questo per fede. Confia no Senhor. Confida nel Signore. É você e Deus. Sei tu e Dio. Oh, egli mi ama. Egli mi amò. Mi ama. Se você quer esse compromisso, fique em pé. Coloque-se diante dele. Se tu vuoi Tome prendere a sua questo posição. impegno con Dio, alzati in piedi davanti a Lui. Prendi questa posizione. Senhor Deus, Signore Dio, eu te agradeço por essa noite. io ti ringrazio per questa serata. E te agradeço pela decisão de cada um. Ti ringrazio per la decisione di ognuno. Que o Senhor dê forças. Che tu possa dare forza, Que o Senhor proteja. che tu protegga, Que o Senhor honre che tu onori, e abençoe esses jovens. che tu benedica ad ogni giovane. Livra-os de todo mal. Liberali da ogni male. Livra-os das garras do inimigo. Liberali dalle grinfie del nemico. E tu sabes a decisão que cada um está Tu fazendo. sai delle decisioni di ciascuno di loro. Que eles possam amar a ti. Che loro possano amare te Renunciar às iguarias do mundo. e rinunciare ai cibi del mondo. Eu oro em nome de Jesus. Io prego nel nome di Gesù Por cada jovem. per ogni giovane, Por cada família. per ogni famiglia. Amém. Amen. Amém. Amen. Deus abençoe. Che Adoremos. Dio ci benedica.
vento della sua misericordia. Poi all'improvviso non vedo più le mie afflizioni, vedo la sua gloria e vedo quanto meraviglioso egli è e quanto egli mi vuole. Oh, egli mi amò. Oh, egli mi ama. Egli mi amò. Si crede in questo, cantiamo di nuovo. Egli mi amò. Oh, egli mi ama. Egli mi ama. Cantiamo Egli mi ama. Cantiamo l'ultima volta, Egli mi ama. Mi ama. Egli mi ama. Egli mi ama. Egli mi Amen. Potete sedervi un attimo. Vi do solo alcuni annunci per finire il nostro culto. Stasera non ci saranno i piccoli gruppi, va bene? Quindi finito il culto avremo un momento di comunione, il nostro bar sarà aperto, ci saranno delle pizze, quindi se potete restate insieme a noi per avere questo tempo di comunione e condividere questo bel momento. Domani al culto di domenica ci sarà ancora il pastore Vander, giusto? Quindi per quelli che ci saranno, oppure se pensavate di non esserci, è un invito a voi, avremo l'opportunità di sentirlo un'altra volta. L'ultimo avviso è che il 1° giugno, non domani, la prossima domenica, come il nostro campeggio è stato annullato, faremo una giornata, un picnic sul lago, quindi andremo al lago di Santa Croce, se non ne sbaglio il nome. Usciremo dalla chiesa verso le 10 più o meno, faremo un picnic lì, un piccolo culto, un momento di lode insieme. E passeremo la giornata sul lago insieme. Vi invito ad esserci, quindi se non avete impegno, quelli che avevano già l'intenzione di andare al campeggio, perciò avete la domenica libera, vi invito di essere insieme a noi, va bene? Se volete andare, non avete come, cercatemi, ci organizziamo con i passaggi, troviamo un modo per tutti. Se per caso qualche genitore vuole essere insieme a noi, siete invitati anche voi. Poi se per caso c'è qualcuno che deve essere al culto perché magari siete impegnati in qualche ministero, la lode, media e tutto quanto, potete comunque andare dopo il culto, saremo ancora lì, se volete ovviamente.
Va bene? Questi sono gli avvisi di stasera. Preghiamo il nostro Dio per finire il nostro culto. Grazie Padre per questo privilegio di ascoltare la Tua parola, Signore. Grazie perché abbiamo il privilegio di avere una Chiesa che è preoccupata a insegnare la giusta via, Padre. Grazie perché abbiamo un posto dove essere insieme come famiglia, come fratelli in Cristo Gesù, condividendo della grazia del nostro Signore, Padre. Che quello che abbiamo imparato stasera possa essere nel nostro cuore, non soltanto nei momenti in cui siamo qui, ma per tutta la nostra vita, che possiamo mettere in pratica i Suoi insegnamenti, che possiamo scegliere Te, Padre, e non le passioni di questo mondo, che possiamo guardare l'eternità e non i piaceri momentanei. È questo che ti chiedo in nome di Gesù. Amen. Grazie ragazzi, finito il culto. Buon sabato, buona serata. Per chi ci sarà domani e per chi non ci sarà, al prossimo sabato. Buona settimana.